Carissime amiche e carissimi amici di Niceto TV Web, ci ritroviamo nuovamente al Museo del Calcio Siciliano di Nino Donia e abbiamo un altro ospite illustre al museo che è in mezzo ai fratelli Camuglia e con Nino Donia. Nino Donia, presentaci questo nuovo ospite tanto desiderato, devo dire. Tanto nominato, tanto desiderato, ma finalmente è qui. Passarono 2 anni che Pippo Genovese mi prometteva che veniva a visitare il museo. E ora finalmente ho avuto la gioia e il piacere di averlo nel mio museo. Quindi Pippo Genovese da Santa Lucia, sembra tanto vicino, però ci sono voluti 2 anni per averlo come ospite. Poi abbiamo Salvatore Camuglia e Giovannino Camuglia. Avete giocato anche insieme, se sbaglio? Tutti e tre. Tutti e tre assieme. Per me lui è stato il mio capitano. Con Pippo giocava pure insieme, però nei tornei. Nei tornei estivi. Estivi. Però Allora, diamo la parola all'ospite che si presenta il Genovese, un po' la carriera sia da calciatore e poi anche da allenatore, perché ricordiamo anche un anno ha allenato anche il San Pierniceto, la gloriosa Gioventù Polisportiva. era un presidente della CB allora. Sì, col presidente Maresciallo Scibilia sono stato qua un anno a San Perniceto da allenatore. La carriera di calciatore, diciamo che ho giocato soprattutto, diciamo, nella squadra del paese, anche se c'era qualche richiesta di altre squadre, però ho preferito sempre rimanere con la Promende di Santa Lucia del Mela, dove negli anni d'oro, diciamo, della Promende. Categorie? Promozione di allora. Allora, La promozione giocavamo. Potremmo equiparare a una Serie D Lega Pro di Oro, io penso. Penso sicuramente di sì. Penso- Perché le squadre c'era Scilli, Vittoria, Enna, Bronte, Milazzo, no, la Novegea no. Milazzo sì. Milazzo, Provinciale, Lipari, ecco, il campionato di promozione a quel tempo era questo. Anche per valore tecnico, devo dire, alto il livello tecnico dei calciatori. Sì, no, era sicuramente un bel campionato. Allora- Naturalmente in quegli anni, negli anni 72, 73, 74, ha fatto 3 anni consecutivi della promozione. Cioè era una realtà piccola di 5.000 abitanti, Santa Lucia del Mela, che andava a giocare contro il Paternò, contro l'Enna, contro il Vittoria, contro lo Sciri, cioè contro realtà completamente Comiso. al di sopra. Comiso, c'era Comiso, certo. Erano trasferte anche impegnative. Canicattì. L'allenatore era Caruso. L'allenatore in quegli anni era Caruso, sì. Ruolo? Ruolo io ero centrocampista un po', come dire, Nino, spiegami il Di tuo. Un uomo d'ordine, un centrocampista con i piedi buoni. La classica mezzala di una volta. Mi ci stare pure a me. Mi ci stare pure a me. Abbiamo Mister Micale, si accomoda Mister Micale, Ciao. Natalino Micale, Ciao. presentiamo anche Mister Micale. Accomoda Natalino, coinvolgeremo anche te. Mi chiama Pignare. Dopo oltre la Provende altre squadre? No, poi sono passato quasi direttamente ad allenare, dove ho allenato circa 10 anni consecutivi in promozione. Ho allenato Gualtierese, Falcone Portorosa, Fondaghelli, Spadaforese, San Perniceto, insomma questo per una decina d'anni. All'epoca avevo squadre una più forte dell'altra, hanno nominato squadrone. Erano belle squadre. In qualche anno ho avuto pure il professore qua, Salvatore Camuglia, collaboratore tecnico con me. Dalla parte atletica. Qualche partita che ricordo con particolarmente gioia, sia da giocatori sia da allenatori, c'è qualcuna che le è rimasta nel cuore, impressa? Mi ricordo di uno ricorda sempre le vittorie, però mi ricordo invece di una sconfitta Avola, Promende, anni 73, dove abbiamo perso 4-3 con 3 gol fuori casa da parte mia. È finita 4-3, hanno vinto loro. Certo, segnare 3 gol fuori casa Certo. e perdere è brutto. Sì. E come da allenatore? Qualche vittoria che ha lasciato il segno? Vittoria, diciamo che ho fatto sempre dei buoni campionati, purtroppo diciamo, quello San Perniceto è successo che nello spareggio che abbiamo fatto per rimanere o per andare fuori dalla categoria
l'ultimo rigore l'ha tirato Nicola Vinci, che è stato il cannoniere della squadra quell'anno, e l'ha buttato fuori, e poi loro hanno indovinato il rigore e noi siamo scesi in prima categoria. Va bene. È un ricordo in particolare dell'avvocato Rita Bonanno. Dice: io i soldi spendo con centravanti e puputteri. Sì, E certo. Cattoi a Sorrente, da Nedina, Hai una bella squadra. e Pino centravanti tu da dormire, Sì, eh? No, da dormire, non è più... Pino, Ah, no. Giardini, Pino, sì. Sì. Non te lo ricordo? Non te lo ricordo. Si dicevano Pompei. Più di coso. Chi c'entra Pino Pino, Stopper, l'avvocato? L'avvocato Pino. L'avvocato. No, io di Barcellona, Pino. Ah, Pino, sì, coso, Tonino. Tonino, Sì, che è avvocato, sì, no, io da dormire, Giardino, con lui. E non proprio. Demetrio, Sorrente. Demetrio, ho giocato 3-4 Sorrento. anni con Demetrio, troppo forte. Sì, Personale. E tanto giocavo a Tu eri Giardini, giovane. e Serie B giocavo. Allora, lui l'abbiamo preso che l'anno prima aveva giocato con la Nedina. Siamo andati a giocare contro la Nedina in promozione e lo aspettavano tutti. Perché volevano... Io capito pure. beh, avete tempo. Prima di dare la parola anche agli altri ospiti, vediamo che c'è un cimelio che arricchirà il museo. Sì. Mi ha portato una... Mi pregio, intanto mi trovo in difetto fortemente con l'amico Nino Donia perché è passato tantissimo tempo, anche se io su Facebook, insomma, lo seguo lo vedo. sempre da vicino. Siamo stati pure a qualche cena in un Sì, compleanno sì. che lui ha fatto. E gli avevo promesso che sarei venuto, però poi per una cosa o per un'altra cosa uno non riesce mai. Oggi ho trovato finalmente il tempo. Ecco, una maglia della Promende, Promende 1930, attuale, della Promende di oggi. Che c'è qualche legame con la Promende, lo possiamo Sì, dire? sì, c'è qualche, perché c'è il mio figlio che è il capitano che gioca e poi c'è Antonello, l'altro figlio, che ha fatto per alcuni anni il presidente e adesso è il vicepresidente della Promende. Quindi, sempre una società storica. Sempre campionato. Oltre 100 anni, sì, sempre la Promende. Mai un anno, sempre ha fatto campionati. Campionati ad alto livello. Non è Devo dire, ora è anche un bel campo sportivo, devo dire, Santa Bellissimo, c'è una Lucia. bellissima struttura, diciamo che sono ben organizzati. Ci sono 2 squadre, la Promende e c'è il Melas che fa la prima categoria. Diciamo che è una bella realtà sportiva. Un bel settore giovanile pure, Sì, anche che è la cosa più importante. Mentre il Melas, se non sbaglio, fa anche il calcio a 5. Sì, il calcio a 5. Quindi c'è un bel modo. Anche la Promende fa il calcio a 5. guarda. Quest'anno? Quest'anno non lo so adesso. Quindi devo dire, a Santa Lucia del Mela c'è un bel movimento. Speriamo un che a bel San movimento, Piniceto, sì. chissà. Poi con il campo che hanno fatto attira anche molte squadre a venire a giocare. Sì. a fare 2 anni fa si è allenato il Messina tutti i giorni, si può dire. E forse, Sì, l'anno scorso. non so se quest'anno anche... Ah, il merito soprattutto penso Merulla. che dall'amministrazione, ma in primis di Benedetto Merulla, che è l'assessore. Io ho sempre giudicato Sì, ha dato ci non resta uno per ogni paese. Così è vero. Perché una Che persona ci perde molto tempo. sì, si interessa assai. Troppo juventino, troppo di foto. Ma ora, con questo fatto del comune, mi pare un pochino di Juventus la sta abbandonando, sta dedicando anima e cuore al comune. Il sindaco, Matteo Sciolti, Sì, certo. C'è, Santa Lucia c'è un bel È mondo. supportato dall'amministrazione, dal sindaco sicuramente. Perché ma altrimenti- lui ha idee. Sì. Speriamo anche a San Piniceto il campo, che Mister Micale, il campo è quasi pronto. Dici buono fare una lezione. Pronto? Mancano dei dettagli forse, no? Dovrebbe vedere ancora l'agibilità sicuramente. Quindi si può dire che sono dei dettagli, il campo è pronto, ma chissà, se ci Il fosse... parere del CONI già è favorevole, ce l'abbiamo già come... Però l'agibilità ancora... Però io penso che se ci fosse la spinta di una squadra che farebbe un campionato, si accelererebbe un po' tutto, no? Sicuramente. Speriamo. Sì, io sono campo figlio. Giovannino, un ricordo dell'amico genovese. Ricordo che io non mi ricordo. È stato nell'anno che giocai la prima volta. Non mi ricordo. Ma tu non hai giocato pure nelle ragazze da Novicena? Sì, Ah, sì, Mi sì, ricordo certo, che certo. io potevo avere 20 anni. Ragazzi. 20 anni e lui era il capitano. Era forte, forte. Quindi Non era... come me, lui era forte, forte. Il capitano si vede Una bella sempre con un mezzala, occhio era una bella particolare. mezzala, elegante. Una mezzala elegante.
Perché ricordiamo la giovane a Santa Lucia, Giovannino. Certo che Giovanissimo. Salvatore, siamo qua. Salvatore mi ricordo Napoli, di Mister Genovese. Ma ricordi, intanto perché quasi quasi diciamo che calcisticamente siamo nati quasi assieme. Perché E adesso sono separati mai, perché intanto è iniziato calcisticamente a San Piero, giocavo che giocavo io il più piccolo, giocavo con il più grande. Dai, c'è una fotografia, Con il tu, più che grande. ragazzino dice, ma che sto qui? Sì, Ci fa con la il più fotografia, grande. ma voglio essere mai. Con il più grande. Però poi sono andato a finire a Santa Lucia, che c'era la rivalità, c'era la famosa La polisportiva. per, È iniziata. per politica allora. Per Per un modo. E abbiamo fatto il campionato assieme, che siamo arrivati un anno agli spareggi con la Promende, la forte rivalità. Infatti ho portato qua una foto del 1970 a Villafranca, allo spareggio con la Promende, che purtroppo Arbitro Lanese. Tullio Lanese. Arbitro Lanese. Abbiamo perso gli spareggi. Ed era quell'anno che si arrivava in prima categoria. Chi vinceva il campionato arrivava in prima categoria. Noi siamo arrivati secondi e abbiamo fatto poi la seconda categoria, mentre tu sei andato con la Promente, lui poi è andato con la Promente. Cioè come questo, in effetti pure io mi sono un po', più che altro ci siamo divertiti perché Si giocava per passione e per amore all'epoca. poi c'è stato, poi ho fatto niente, poi hanno fatto la fusione. Poi sono andato via, un anno abbiamo giocato, mi sono portato anche mio fratello a Santino Micale di San Piericino con Tonnarella. Un altro anno ho giocato nel Falcone in prima categoria. Non giocaste pure a Folco di Sant'Agata? No. Sì, hai una fotografia io. Ma sta a che partita? A che partita avevi con le talisse per Ma nella lì Sì, però con la cosa, con la polisportiva. Falcone. Falcone. No, no. Ca Folgore, Folgore di Sant'Agata. David cosa? No, In Folgore giocava Santino Crestelli e Bravo. e Mimmo Costa. No, Mimmo Costa fu prima. No, Nilo, io tu sai, Vabbè, ho dai, giocato a Falcone. Falcone. per ricordare. Sì, no, Falcone. A Sant'Agata giocavo perché stavo così perché aspetta, io che non hai il tempo ora, poi vado tutta la Mimmo manacchia. Costa e cosa giocano sicuro? Sì, sì, perché Mimmo così. Costa e Santino Crestelli giocarono in Folgore. A Folgore di Sant'Agata, quando c'era un vecchio generale cosa. Sì. ho giocato, giocavo per chi capo sportiva, pure a Capo d'Orlando con l'Ollandina. Il famoso, c'era Curciu, Tortorici, Ipsaro. La torre. La Torre, ecco, però anche la Torre io l'ho incontrato Sì, attaccante. con Falcone, con l'Ollandina. E Muacca io Tu vai a casa tu. quello sì. E tanto io veniva dalla Rosolino, per esempio, giovane Rosolino, per esempio. Anche Rosolini pure faceva la promozione quando con la promessa. Non c'era un girone bello. Poi per motivi, diciamo così, Di lavoro. sono andato a finire in Valtellina, in Valtellina proprio precisamente Morbegno, dove mi sono presentato perché io ancora volevo giocare, fisicamente c'era ancora, poi l'età non è che era. E ho fatto dei campionati di prima categoria che abbiamo vinto con allenatore e giocatore del Barba, ex professionista, Lecco, Regina, Lecce e Lecce. Torino. Sì, Torino, le ragazze del Torino che poi l'hanno Mai mandato, bravo. scende. Poi abbiamo vinto il campionato della categoria e io effettivamente ho fatto promozione tutta la squadra, però poi effettivamente lui mi ha detto, dice che fai, mi aiuti? Facciamo che c'erano i giovani. Ho fatto soltanto 2 partite perché il libero si era sposato e io giocai in promozione con 2 partite. E abbiamo comprato Magistrelli. Sergio Magistrelli giocava nel Palermo, nell'Inter. Portava Barba. E così. E l'altra esperienza particolare bella, visto che facevo l'insegnante di educazione fisica e giocavo in questa squadra Morbegno,
si è avvicinato un signore, mi è venuto a incontrare per cercare di fare la scuola calcio. Lui aveva una scuola calcio che si doveva affiliare con la scuola calcio Inter. E si è affiliato e poi siamo andati, guarda qua, a San Siro. Non è che tanto tutti quanti possono andare a San Siro a calpestare l'erba, Vediamo, gira. mentre io l'ho calpestato, però non da giocatore. Però è sempre Con soddisfazione. Bedin e c'era l'inaugurazione della scuola calcio. Bedin, che poi è stato, noi eravamo di Morbegno, e quella domenica c'era la partita Già era pieno lo stadio, sì. Inter Catanzaro. Quindi bei ricordi. Allenatore Pace, Il filosofo. Bruno Pace. Alla destra. C'era Palanca del Catanzaro, c'era Mauro, giovane Mauro. Massimo Mauro. Visto che sì. È una fotografia come una coppa. La spada Insomma, fuori. e poi Complimenti Nino, hai fatto una cosa bellissima. bellissima, veramente complimenti. A me Cioè, questa storia, diciamo così, tanto. E poi c'è la parte anche da allenatore. Vabbè, allenatore, preparatore con Pippo che ha aiutato, poi ci siamo inseriti quando sono rientrato un'altra volta a San Piero di Ceto. Comunque lo sport serve pure a tenere sempre vivi i rapporti fra le persone, effettivamente è un Ma che- veicolo. Ma Poi- specialmente in passato perché si gioca veramente Sì, per certo. passione e per amore era. E poi con Nino abbiamo fatto i tornei a Spadafora. Ma no, punti ci è passata come? Punti ci è passata. Una scala, una scala, Erano ragazzini, capisci? Volevano fare Era scacce. ragazzi. E poi darà uno calcio, poi a uno si scappato. E poi ci devi dire. È stato A Spadafora. un torneo a Spadafora. Ecco, io per C'era- Nicola. Sì, giocavamo, erano bello. tutti di San Piero di Ceto, poi qui c'era Nino che era il capo, diciamo così, il titolare fisso che io dovevo giocare. Come si chiama? Di Dio, una mezzala. De Messina, giocava- De Messina. Di Gioca Dio. nel Novara. Per giocare. Sì, sì. Giocava nel No, Novara. non è che indipendente. non è del Dio, Ah, con non l'indipendente. è Giovanni del Dio che non la guarda. Il era forte. Con l'indipendente, era scuro, Bassino era Sì, sì, un bel sì. giocatore, era Capi, un bel giocatore, sì. È successo una rissa perché io, siccome era anche difficile, lui al centrocampo a marcare, ogni tanto entrava un po' e si è incazzato. È successa una rissa. No, perché loro venivano di categorie superiori, Sì, capito? sì, Si sentivano. È successa E una abbiamo- rissa contro di me e effettivamente Nino Donia mi ha salvato. No, anche io solo, a tutti. Perché a Veneto, quando i fratelli Malano, con Santino Magali, Però, è vero, è vero, io quasi mi ricordo fare fuori ieri. Però dico un'altra cosa su questo evento, che dopo che ci siamo incontrati con Dio, mi ricordo a Taormina, ci siamo abbracciati e siamo diventati amici. Era bello così. Dice, pure lui è stato, dice sì, è un momento Sì, particolare. passata l'adrenalina, passa tutto e quello è E importante. siamo diventati amici, sì. Cioè, proprio rispetto. Mister Micale, già sappiamo ben la tua carriera. Vuoi ricordare qualcosina? No, cosa devo dire? Monforte, San Piero di Ceto, il libro, quando c'era il libro. E che se Scusa, libero. come ci deve dare un libro a lui che l'ha fatto diventare libero? Fatelo dire. Giovanni ha fatto la domanda. Ha fatto la domanda. L'attuale presidente del Messina, Pietro Sciotto. Lui gioca al mediano. Io giocavo a mediano, Ha visto bene perché poi ha visto bene. un libro dai piedi buoni. Si vanta di avermi scoperto. E ora sappiamo che Mister Micale, grande esperto della Lega Pro, come vede questo campionato del Messina? Parliamo un pochino. La squadra in costruzione. Secondo me ancora è veramente in costruzione. Hanno preso qualche elemento discreto a livello di juniores, però come over ancora Stanno lavorando ancora. stanno lavorando. Del resto il campionato verrà spostato a Pacci- settembre. Pacciardi dovrebbe essere discreto, il difensore centrale. Manetta. È bella esperienza, pure già ha giocato pure. Firenze è un bel giocatore, Firenze. Però ancora non ha firmato. Però ricordiamo che il Mister Micale è fra una partita del Milan, una partita di Lega Pro, preferisci La guardare Lega Pro. ed è milanista, quindi massimo esperto della Lega Pro.
Prima partita fuori casa pare Messina. Sì, Sì. e poi Ma sai che ne giocherà molto No, fuori vabbè, casa. C'è un campo, Il campo, c'è problema col campo. Sì. È un campo di patata attualmente, dove i concerti. 2 mesi. E sti soldi ora che ci si torna. Ma ora vediamo. Mister Genovese, prima di chiudere, ho un compagno di squadra che gli è rimasto impresso, o un calciatore che lei ha allenato che proprio era un piacere allenarlo e che le è rimasto veramente impresso. Ma diciamo che io avevo dei buoni rapporti quasi con tutti i miei compagni e anche con tutti i miei calciatori. Non vorrei fare una distinzione. Ma qualcuno che Però spaccava? sì, ho avuto dei giocatori che effettivamente avrebbero potuto militare sicuramente in categoria superiore. Per esempio, senza andare lontano, nella Gualtierese per esempio c'era Massimo Schepes che era stopper, che era si fortissimo. face nemmeno. Nell'Aquila, nel Fondaghelli c'era Pippo Ferrara che era un giocatore di altra categoria, giocava anche con pochi allenamenti ed era... Insomma, ho avuto Damiano Orlando nel Portorosa, Lo stopper. lo stopper, La giorno l'ho che visto. era, da solo teneva Eh, una difesa, cioè c'erano dei giocatori effettivamente, però diciamo sono contento di tutti quelli che ho avuto. Grazie Grazie a lei. al Mister Genovese, Nino. Ci è voluto tempo, ma un'altra perla bello, che bello, arricchisce bello, il bello, museo. Sì, Una guarda. bella maglia, bei colori, giallo-rossi. Giuseppe, scusa. Sì. Mi sono dimenticato perché volevo onorare, visto che non c'è più, il professore Parisi. Io ho lavorato con lui Io sempre Barcellona. lavorato. A Barcellona con un settore giovanile è stato un grande. Che ha lanciato molti giovani, molti... Avevamo una squadra che avevamo delle squadre veramente dei ragazzi che posso dire che, non lo so, Buonarrigo, il Saia, Piero Saia, questi ragazzini, poi chi c'era? Quello di Fondaghelli. Comunque, volevo proprio nominare il professore Parisi, Che ha fatto la Lucio storia. Parisi, che è stato un grande. Ho lavorato con lui e con grande piacere proprio e mi ha arricchito di più dell'esperienza. Bel ricordo. Nino, non finisce qui. No, no. Che devo dire? Volevo dire una cosa, Giuseppe, a domenica quando visito il servizio mi emozionai quando nominava tutti i giocatori che non ci sono più e pare che mi caloi un velo davanti, non ho visto più. E 2 giocatori che non ho nominati e sono Archimede, uno di Veneto e l'altro Archimede che giocò con me per Torricotta quando vincemmo un campionato nel 71 che fece collo a Spadafora. Ci tenevo Bueno, a ricordiamo sottolinearlo. adesso. Nino Archimede? Nino Archimede, che Biondo, giochi? Nino. Che presidente tu? A me età. Allora era uno rosso. Sì, Un frate che No, non è no, un frate, il figlio Questo del Ferrara che stava dico io, mi pare che Soriglia nella Ternana quest'anno. Fortissimo, pure lui, è giovane. diciamo sì. Ternano. Ternana. Ah, del nane. Va bene. Ah, lo sai che tu devi tirarti invece? Io giocavo a stop dei Guareni, da Provenzano, che era bravo. Parisi. Minchia, Alfredo Parisi. Parisi. Ah, Alfredo. tu Io ci ho giocato Tu assieme. sudasti, era forte. Fortissimo. Non mi era Caruso, ma non era Fortissimo, no? Alfredo Parisi. È una Tu ti fotografia. montagasti? No, no, un tuo hai da sì. No, No, i no. Parisi. A domenica un tuo È hai. molto giovane. Un tuo hai a Parisi, il tuo Parisi, Carlo Parisi, Eugenio Parisi. Eugenio Parisi. No, io tu. Come no? No, no, io scherzo. Alfredo era un forte stopper. Quando andava in destra pare che si fermava Sì, dall'aria. vero, si fermava. Era forte. Quando giocava a Juventina allora, o 64, i Viezzini erano... Ha giocato pure a Santa Lucia. Sì, Sì, io da Murico, a Santa Lucia, che era sposato. a Santa Lucia. Sì. Forte, Alfredo. Poi c'era suo fratello Leandro, pure una brava persona. Comunque, belle tempo. Una memoria storica, Nino. Ringraziamo mister Natalino Micali, mister Salvatore Camuglia, Nino Doni, padrone di casa, Pippo Genovese, giocatore e allenatore. E ora, forza Promenda, ancora abbiamo Sempre. una... Già ti famo per la Promenda grazie al benedetto Merulla, ma ora abbiamo un input in più. Certo. E grazie a Giovannino Camuglia. E come diciamo sempre, e non finisce qui. Ciao! Ciao, grazie. Giuseppe.